Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Nuovo scandalo nella sanità, Comitato d'Affari gestiva gare per 130 milioni di euro con a capo un noto commercialista. 2 funzionari arrestati, 15 gli indagati. La Regione revoca l'incarico di presidente dell'organismo di valutazione a Sciacchitano. Per il vicepresidente di Italia Viva Faraone, la politica supporta queste vergogne. A Caltanissetta la commissione antimafia regionale, rilevate troppe armi anche da guerra nel territorio nisseno, aumentano le denunce di imprenditori e commercianti vittime di estorsione. Resta il padre, l'unico indagato per l'omicidio di Angelo Pirri a Pace del Mela nel Messinese. Sarebbe l'ultima persona ad averlo visto vivo, ma la procura non ha ancora chiuso le indagini. Dalla Commissione europea sbloccati fondi per 230 milioni destinati al miglioramento del servizio idrico in Sicilia. La somma servirà a dare il via a interventi strutturali per l'isola. Catania 11 progetti per cambiare il volto della città, ha presentato un piano da 37 milioni e mezzo di euro per potenziare infrastrutture, strade, marciapiedi, piazze, scuole e realizzare percorsi ciclabili. Dalla sua infanzia, qui andremo tra poco al servizio che vi presenteremo sulla vita di Martin Scorsese, ma questi invece sono i 100 anni di Camilleri di cui parleremo nel telegiornale. Calcio, fitto calendario di incontri per il presidente del Catania Ross Pelligra da ieri a Catania, giorni cruciali per progettare la prossima stagione. Siamo in studio pronti per il telegiornale che apriamo con un nuovo scandalo che coinvolge la sanità, un vero e proprio comitato d'affari. Era capeggiato da un noto commercialista e avrebbe gestito illecitamente gli appalti della sanità siciliana sotto la lente di ingrandimento, lavori pubblici per 130 milioni di euro. Sono 15 gli indagati, 2 i funzionari agli arresti domiciliari. Manlio Viola. Ufficialmente era un commercialista di grido con rapporti importanti nel mondo della politica sanitaria, consulente di diverse ASP alla guida del collegio sindacale dell'azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo. Antonio Sciacchitano avrebbe però approfittato del suo ruolo per dar vita a un vero e proprio comitato d'affari per governare illecitamente gli appalti della sanità siciliana. Lavori per 130 milioni di euro, quelli finiti nel mirino della Guardia di Finanza, almeno 5 quelli che sarebbero stati manipolati attraverso gare fatte ad hoc per imprese amiche, commissioni aggiudicatrice infiltrate e tanto altro. Si tratta di forniture e opere per l'ASP di Trapani, 2 appalti dell'ASP di Caltanissetta, una fornitura per l'ospedale civico di Palermo, un'altra per l'ospedale Villa Sofia Cervello, sempre di Palermo. Ai domiciliari è finito il presunto capo del comitato d'affari, proprio Antonio Sciacchitano, ma anche l'imprenditore Catello Cacace di 61 anni. Altri 8 sono stati raggiunti da misure interdittive, mentre 5 sono gli ulteriori indagati. Qui ballano milioni, diceva Sciacchitano al telefono senza sapere di essere intercettato, e dava indicazioni a tutti su come comporre le commissioni di appalto, su cosa scrivere nelle gare per far vincere gli amici. Una rete fitta quella che aveva messo in piedi. Nel suo studio i finanzieri hanno trovato 44.000 euro in contanti, mentre addosso al momento del fermo ne aveva altri 3.000. Tutti gli indagati sono già stati ascoltati prima dell'emissione del provvedimento, ma l'inchiesta deve ancora approfondire altri appalti e soprattutto altre relazioni. Il gruppo aveva cercato contatti anche con la regione, fra gli altri con Silvio Cuffaro, fratello dell'ex presidente Totò e dirigente generale del Dipartimento Finanze, contatti che però non si sarebbero mai realizzati con nessuno dei 2 fratelli Cuffaro. Resta da capire se il comitato d'affari si sia poi rivolto altrove. E sul nuovo scandalo della sanità siciliana è intervenuto a Palermo il vicepresidente di Italia Viva, Davide Faraone, che ha detto: ennesimo scandaloso verminaio, la politica supporta queste vergogne. Marco Gullà. Il quadro è drammatico perché mentre i cittadini non hanno come curarsi, le liste d'attesa sono infinite, i pronto soccorso sono diventati luoghi in cui si staziona per giorni e non soltanto per qualche minuto, c'è chi lucra, chi fa affari, chi si spartisce gli appalti con la connivenza di manager e politica.
Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, commenta così la nuova inchiesta che ha scosso la sanità siciliana. Nel corso di un incontro a Palermo sullo stato della sanità nell'isola, Faraone aggiunge: tutto questo avviene senza che il governo abbia esercitato alcuna forma di controllo. Il sistema sanitario che non deve essere al servizio dei cittadini, ma deve essere al servizio di politici che nominano dei manager che poi costruiscono consenso e mazzette. E questo è emerso ripetutamente e continua ad accadere. Il primo responsabile di questo disordine è il Presidente della Regione, che nomina i manager, che non controlla un sistema che è malato e fuori controllo. Il vicepresidente di Italia Viva, nei mesi addietro, ha denunciato lo stato di alcuni ospedali e pronto soccorso tra lunghe attese e gravi carenze. Era stato detto che se le liste d'attesa il problema non fosse stato risolto, i manager sarebbero stati cacciati, invece sono tutti lì al loro posto perché difesi dai politici che fanno i propri interessi e non fanno gli interessi dei cittadini. E andiamo all'altro scandalo, quello sulle protesi acustiche, anche in questo caso ben oliati da mazzette. Giusy Lazzara. Un ufficio, un sistema collaudato di mazzette, regali e favori, un intreccio tra camici bianchi e un'azienda di apparecchi acustici. Questi i punti cardine dell'inchiesta della Procura di Siracusa che mercoledì ha scoperchiato l'ennesimo scandalo nella sanità siciliana. Secondo le indagini, centro degli affari la sede dell'azienda Microfon di Siracusa, gestita dai fratelli Violante e dal cognato Allibrio. Questa, secondo gli inquirenti, la base operativa dove si svolgevano gli incontri e si concordavano le mazzette da elargire ai medici per l'invio dei pazienti. Un lavoro ben organizzato che, per chi indaga, avrebbe previsto anche un giro di contabilità con tanto di nomi e cifre, affidato addirittura a 2 impiegati amministrativi. Non c'era solo Siracusa, anche Ragusa, Catania, Lentini e Avola. Nell'inchiesta ci sono 22 indagati, tra loro medici del Policlinico di Catania, dell'unità operativa complessa, di Otorino, Laringoiatria, Igola Mantia, Luigi Maiolino e Pasquale Albanese. E ancora l'Otorino Raffaele Azzaro. Compare nelle carte anche il primario del Gravina di Caltagirone, Salvatore Ronzisvalle, Pasqualino Monea, primario del San Salvatore di Paternò, e Leila Pintaldi, che opera negli ambulatori dell'ASP. Denaro, contanti, viaggi e cene che, secondo i militari del NAS di Ragusa, coordinati dalla Procura di Siracusa, facevano parte degli accordi. La Commissione regionale antimafia si è riunita a Caltanissetta quest'oggi sul territorio nisseno. È emerso così: ci sono troppe armi, anche da guerra. In compenso però aumentano le denunce da parte di imprenditori vittime di estorsioni. Rita Cinardi. Un territorio dove prolifera il possesso di armi da guerra, aumentano le piazze di spaccio e continua l'attività estorsiva, ma dove allo stesso tempo ci sono primi segnali di reazione da parte di imprenditori e commercianti sempre più propensi a denunciare. È quanto emerso dalla tappa a Caltanissetta della Commissione antimafia all'Ars, presieduta da Antonello Cracolici, che è tornata a 2 anni dall'ultima volta per proseguire la mappatura dello stato della criminalità organizzata in Sicilia. Proprio sulla diffusione di armi si è soffermato il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca. La cattiva notizia è che la criminalità organizzata della provincia di Caltanissetta, sia essa Cosa Nostra che Stidda, manifesta ancora una notevole propensione alla violenza. La buona notizia è che lo Stato c'è e rimane sul pezzo e riusciamo a fermare queste organizzazioni di tipo mafioso prima che facciano danni troppo grossi. La buona notizia si registra sul fronte delle estorsioni. Se da una parte rappresentano una delle prime attività della criminalità organizzata, insieme allo spaccio di stupefacenti, sul territorio nisseno crescono le denunce. Ci sono diverse denunce da parte di commercianti e operatori economici per attività estorsive. Questo va in controtendenza rispetto ad alcune aree della Sicilia dove il fenomeno dell'estorsione è connaturato a una ripresa del sistema di connivenza, se non di compiacenza. A Gela intanto è stato rafforzato il sistema di videosorveglianza. Se fino a 2 anni fa la città era priva di telecamere, adesso se ne contano 92 disseminate in varie zone della città e di conseguenza, così come emerso oggi dalle audizioni, sarebbe diminuito del 50% il numero degli incendi legati alle estorsioni. Sull'omicidio di Angelo Pirri, ucciso venerdì scorso a Pace del Mela, nel Messinese, è indagato il padre del 41enne e continua ad essere l'unico indagato. Francesco Triolo.
Le indagini sull'omicidio di Angelo Pirri, avvenuto venerdì scorso a Pace del Mela, potrebbero essere ad un punto di svolta. La Procura di Barcellona ha iscritto nel registro degli indagati il padre del 41enne Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo, pensionato, è al momento l'unico indagato per la morte del figlio. I magistrati stanno riannodando le fila dell'indagine. Dalla dinamica pare che Pirri abbia tentato di fuggire scavalcando il guardrail dell'autostrada prima di essere freddato. Agli ultimi contatti proprio il padre sarebbe l'ultima persona ad averlo visto vivo quando lo aveva accompagnato in auto al rientro da Napoli. Cosa facesse a Napoli è quello che gli inquirenti stanno cercando di capire, se per una nuova compagna o per altro. Il 41enne si occupava di parti meccaniche e accessori per imbarcazioni da diporto. Al padre di Angelo Pirri è stato notificato un avviso di garanzia. L'ipotesi di reato è contestata e omicidio volontario. Gli è stata inoltre perquisita l'abitazione e sequestrata apparecchiature telefoniche. I procuratori Carlo Brai e Doro Esposita, sotto il coordinamento del procuratore di Barcellona Giuseppe Verzera, hanno anche disposto ulteriori accertamenti sulla salma per chiarire aspetti emersi durante le indagini. Ha ammesso anche davanti al GIP di Siracusa di avere premuto il grilletto contro Giuseppe Pellizzeri, il 37enne ingegnere navale ufficiale della Guardia Costiera ucciso a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di martedì scorso in prossimità di un bar in via Elorina nella zona sud di Siracusa. È quanto ha detto nel corso dell'udienza di convalida del fermo Francesco Mirabella, il 30enne siracusano accusato dell'omicidio, che al termine dell'interrogatorio è stato portato nuovamente in cella nel carcere di Contrada Cavadonna. Il giudice Andrea Migneco scioglierà la riserva sulla convalida entro domani mattina. Cambiamo decisamente argomento. La Commissione europea ha sbloccato, pensate, oltre 230 milioni di euro di fondi destinati al miglioramento del servizio idrico in Sicilia. La notizia arriva dopo l'approvazione di tutti e 9 i piani degli ambiti territoriali ottimali. Simona Mazzone. Perdite dagli acquedotti e depurazione delle acque reflue, un binomio che in Sicilia è una costante che si ripresenta puntualmente quando si parla di siccità. Oggi arriva una boccata d'ossigeno per il sistema idrico siciliano. La Commissione europea ha sbloccato oltre 230 milioni di euro di fondi destinati al miglioramento del servizio idrico integrato nell'isola. La notizia, attesa da tempo, arriva dopo che la regione siciliana ha finalmente completato e approvato tutti e 9 i piani degli ambiti territoriali ottimali. Un passaggio fondamentale che ha permesso di soddisfare il requisito indispensabile per accedere ai fondi strutturali europei. Questo traguardo permetterà di dare il via a una serie di interventi cruciali, focalizzati principalmente sul recupero delle perdite degli acquedotti e sulla depurazione delle acque reflue, in particolare quella degli agglomerati attualmente sotto procedura di infrazione. Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta un passo significativo per la Sicilia, ha dichiarato il presidente della regione Schifani, sottolineando l'efficace coordinamento tra regione, Commissione europea e Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi rientrano nel programma regionale FES Sicilia 21-27. In particolare l'azione dedicata al miglioramento del servizio idrico integrato dispone di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 47 milioni di euro e la Regione ha pubblicato avvisi per oltre 150 milioni di euro. Riqualificazione e sviluppo urbano. È stato presentato a Catania un piano da 37 milioni e mezzo per cambiare il volto della città. Sentiamo di cosa si tratta. Tonino De Mana. Un investimento da 37 milioni e mezzo di euro per 11 progetti che cambieranno il volto di Catania con interventi mirati a potenziare infrastrutture, strade, marciapiedi, piazze, scuole e realizzare affascinanti percorsi ciclabili. Uno di questi collegherà Catania Borgo, Mister Bianco, Belpasso e Piano Tavola, costo 5 milioni di euro. Grande attenzione al quartiere Cibali con la creazione di percorsi pedonali e ciclabili in prossimità delle aree metropolitane di Cibali e Milo e alla cultura con la riqualificazione di un nuovo spazio museale dell'ex convento Crociferi, mentre 6 milioni e mezzo di euro sono stati stanziati per rilanciare l'area di Faro Biscari, ex Fiera Kennedy, che diventerà un'area strategica per eventi e accoglienza. La soddisfazione negli occhi e nelle parole del sindaco trantino. Tanti passi in avanti per la città.
all'insegna di più categorie di lavori, quindi dall'inclusione alla mobilità, alla riqualificazione di alcune strade, alla soluzione di problemi rispetto ad alcuni temi. Penso fra tutti il polo museale di Via Crociferi, rimasto incrostato per anni per degli errori compiuti in passato, errori di natura progettuale, e abbiamo deciso basta, azzeriamo e ricominciamo, non da zero perché gran parte delle cose sono state fatte, però cerchiamo adesso di accelerare per la conclusione del progetto. Fondi europei abilmente intercettati dall'assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi. Gioco di squadra con progetti importanti legati alla mobilità, alla rigenerazione urbana della nostra città, quindi un ulteriore tassello per andare avanti nell'utilizzo di fondi comunitari, quindi senza un solo centesimo a carico del comune e dei comuni ovviamente che fanno parte delle FUO, che sono ben 21. Finanziamenti anche per l'efficientamento energetico dell'Istituto Campanella Sturzo e per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico Mimosa. Adesso ci fermiamo, una brevissima pausa e poi torniamo per parlarvi di Camilleri, 100 libri letti, scritti e visti. A tra poco. Siamo tornati in studio. Camilleri, 100 libri letti, scritti e visti è la mostra che celebra i 100 anni di uno degli autori più amati d'Italia e del mondo. È stata inaugurata a Ragusa. Sentiamo. 73 titoli pubblicati con la casa editrice Sellerio, 50 milioni di copie tradotte in 37 lingue e vendute in 34 paesi. Montalbano è il suo personaggio più celebre. A 100 anni dalla sua nascita, lo scrittore siciliano Andrea Camilleri viene ricordato e celebrato in tutta Italia e anche a Ragusa. Con la mostra Camilleri 100, libri letti, scritti e visti, tra le sale di Palazzo La Rocca è possibile conoscere l'autore nel suo prima e dopo il successo editoriale. Con un approccio filologico e narrativo, il percorso espositivo parla di Camilleri attraverso i suoi libri, come già li scoperti nella biblioteca paterna, i suoi taccuini di letture e appunti, le passioni teatrali e poetiche, i libri che influenzarono la sua idea di Sicilia e i testi manzoniani. La passione per la lettura lui la sviluppa già quando aveva 6, 7, 8 anni, andava a frugare nei solai, quei vecchi solai dove il padre e il nonno avevano lasciato tanti libri che lui va a scoprire, e quegli stessi libri sono i libri che poi si possono vedere in mostra, insieme poi a dei taccuini che compilò in tempo di guerra, in cui le sue esperienze di ragazzo, di studente, di lettore si mescolano alle tragedie della grande storia, perché in una pagina si parla di un'interrogazione, in una pagina della lettura di Conversazione in Sicilia e in un'altra dello sbarco degli americani. In esposizione anche tutti i volumi dello scrittore pubblicati dal 1994, anno in cui arrivò al successo. Un viaggio quindi nell'universo di Andrea Camilleri, attraverso un'eredità culturale ricca di fonti che offre una chiave di lettura per le opere e la figura di uno dei più rappresentativi autori della letteratura italiana contemporanea. La mostra a ingresso gratuito sarà fruibile fino al 27 luglio. Dalla sua infanzia nel quartiere italiano a New York alla folgorante carriera, il regista Martin Scorsese ha raccontato la sua vita al Taormina Film Festival. Desiree Ferlito. Un'altra leggenda del cinema accende il Taormina Film Fest. Martin Scorsese, accolto da un bagno di folla, regala emozioni hollywoodiane. Il maestro è giunto alla kermesse per ritirare il prestigioso premio alla sua carriera. È proprio la sua carriera, la sua storia, affonda origini antichissime in Sicilia. Lo avevamo visto a Polizzi Generosa, da dove partì appena 19enne per l'America a inizio Novecento, quello che sarebbe diventato suo nonno. Io ero immerso nella cultura siciliana, ma accanto a me vivevano napoletani, calabresi. Ma nello stesso quartiere c'era chi era onesto e sosteneva la famiglia, e chi viveva la cultura della strada e la criminalità. La religione al centro della sua vita. Dio è sempre stato il mio stimolo principale. Mi sono sempre interessato ai principi del cristianesimo e come si applicano nella vita di tutti i giorni, non solo in chiesa e nei rapporti con gli altri. Un divo che non rinnega la sua famiglia e resta ancorato alle sue radici. Martin ha sfilato sul red carpet accanto al suo più grande capolavoro, la figlia Francesca, sfoggiando un impeccabile smoking nero, colore non colore scelto da entrambi.
L'eleganza del maestro Scorsese sta proprio nella misura dei suoi gesti, dei suoi sguardi, nel suo modo di rimanere sempre terreno, nonostante la grandiosità della sua carriera. Era l'82, non lo so cosa è successo. Facevamo film, ho scelto di fare film che mi piacevano, nel migliore modo possibile. Anche la musica ha reso perfetta una serata che ha parlato di arte in uno dei teatri più belli al mondo. Ha incantato la voce calda di Noemi e la contemporaneità di Baby K. Tantissime le stelle che hanno sfilato sul red carpet, accendendo su Taormina un faro che illumina le sue infinite bellezze. Alessandra Mastronardi, Elena Pastorelli e poi la star di Grey's Anatomy, Jessie Williams. Ci fermiamo ancora, una pausa, poi lo sport e inizieremo con il calcio e Ross Pelligra a Catania. A tra poco. Siamo al calcio, da oggi inizia il ciclo di incontri che il presidente del Catania Pelligra, arrivato ieri sera a Catania, ha in programma secondo un fitto calendario. Sentiamo il servizio, è Francesco Triolo. Il futuro di Torre del Grifo è uno degli argomenti caldi e più importanti che Ross Pelligra dovrà affrontare durante la sua permanenza a Catania. Il proprietario del club rossazzurro è arrivato ieri a tarda serata in città, poco prima della mezzanotte, e quindi tutto il fitto programma di appuntamenti è scattato solo nella tarda mattinata di oggi. In primo piano c'è il Village. Ancora non c'è stata una decisione da parte del giudice del tribunale, nonostante fosse attesa proprio nella giornata di oggi, ma i contatti tra i legali del Catania e la curatela fallimentare sono costanti e sono stati integrati negli ultimi giorni anche alcuni documenti richiesti per rendere più completo il fascicolo da presentare al giudice, che dovrà esprimersi ormai in tempi brevi, ma senza la spada di Damocle dei 30 giorni, secondo quanto trapelato. Ci sarebbe comunque la volontà di arrivare ad una definizione della vicenda in tempi brevissimi. Oltre Torre del Grifo, Pelligra ha sul tavolo altre carpette: quella della riorganizzazione societaria con le mansioni da consegnare a Ivano Pastore, il rapporto o la fine del rapporto da definire con Daniele Faggiano, gli incontri con Alessandro Zarbano e l'allenatore Mimmo Toscano, incontri anche con gli sponsor principali del Catania, con i quali condividere il progetto della prossima stagione. Poi si parlerà di giocatori: Ciancio Cicerelli di rientro alla Ternana, Castellini che ha conquistato la Serie A col Pisa, sono i fronti su cui lavorare inizialmente. E con la notizia del Catania Beach Soccer che stacca il biglietto per le semifinali dell'Euro Winners Cup, avendo battuto per 3-2 gli ucraini del Sunrise Kiev, si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti una buona serata.